Quando tu apri quell'argine lì dell'autonomia, una volta che l'hai aperto, tu non lo puoi più richiudere. È aperto da tempo, perché è aperto col referendum, è aperto anche con il lavoro che ho fatto io e oggi ha un varco, non si potrà mai più chiudere questo varco. Un varco è stato aperto e non si potrà più chiudere. Parola e musica di Erika Stefani, ex ministro per gli affari regionali, autrice della bozza di accordo per il raggiungimento delle intese tra lo Stato e le regioni che hanno chiesto l'autonomia. E gli alleati qui hanno rispettato i patti. Oggi inizia un lavoro. Di certo sono sicura, come tutti i passaggi parlamentari, come tutti i passaggi istituzionali, avranno degli inciampi, ci saranno qualcosa da aggiustare, sarà qualcosa da raddrizzare, però è un fiume in piena che non può più essere veramente fermato. Ora che il disegno di legge sull'autonomia, messo a punto dall'attuale ministro per gli affari regionali, è stato approvato tra gli applausi in Consiglio dei Ministri, la riforma ha iniziato il suo iter. Con la forza di una maggioranza di governo, con la forza anche del illustrare un progetto che è ottimo e che può essere benissimo condiviso veramente da tutti, possiamo arrivare veramente alla fine. Adesso inizia la fase più operativa e tecnica. Il ministro Roberto Calderoli, ieri sera a Vicenza, ha rivelato che sta mettendo insieme una cabina di regia con professionisti di altissimo livello. Le persone sono state già individuate, ho già ricevuto la loro disponibilità, siamo oltre i 50 e veramente abbiamo il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e dei professori di economia.